Ole! La festa che inizia! Ciao ragazzi, benvenuti a Brenton, il borgo delle soppresse, ma anche del durello e del pan biscotto, perché sono tutti prodotti che nascono anche in questa contrada, che si identifica per l'appunto in questi sapori tipicamente contadini e che continuano a vivere anche oggi. E allora andiamo a curiosare in ciò che rappresenta questa contrada per questi sapori, ma anche per i valori che incorporano. 18 anni di festa. Sì. Te ancora nato? No, dai, ero piccolino però, ero veramente piccolino, nel 2006 mi ricordo le prime volte che venivo qua, venivo con i nonni, accompagnato dai nonni, e siamo partiti in un contesto che era piccolissimo e invece ora è diventato una realtà stabile e conosciuta nel nostro comprensorio, è una delle manifestazioni più conosciute, più visitate della nostra zona e io sono incredibilmente orgoglioso di farne parte, di dare una mano a organizzare e a dirigere la splendida brigata che imbastisce la festa, insomma. Quindi quando arriva fine agosto, più o meno, Sì. cosa vuol dire per te? È un po' d'ansia, ma anche molta voglia di fare, voglia di mettersi in gioco, anche voglia di lavorare per il proprio paese, perché il paese in questi giorni di festa diventa molto bello, diventa vivo, vivace ed è una cosa bella da vedere. È tutto il paese che si unisce per la buona riuscita della manifestazione. Mattia, cosa vuol dire per uno di Brenton come te mettere in mostra la propria storia? Beh, tanto, molto, è orgoglio, è voglia di promuovere il proprio territorio, di promuovere le proprie tradizioni, di non dimenticare i lavori dei nonni anche, perché alla fine fare sul maiale, fare il pane, cioè sono lavori, a me viene un po' la pelle d'oca perché il fare il pane me l'ha insegnato la nonna ed è un ricordo comunque che non dimenticherò mai, le giornate che impastavo con la nonna e poi anche venire dalle persone, dagli amici di Brenton, aiutare a fare i maiali, fare sui salami, sono tradizioni che vanno preservate perché la cultura contadina sarà magari una cultura umile come dicono molti, ma è lo zoccolo duro su cui si fonda tutta la nostra civiltà, perché la nostra civiltà è nata con l'agricoltura. Quanti però dei giovani come te ascoltano questo messaggio? Non lo so, io so solo che i giovani di Brenton sono tutti, e sono particolarmente orgoglioso di questo, sono tutti impegnati nella manifestazione, da chi cucina, da chi vende i calici, da chi dà una mano con l'azienda di famiglia a vendere soppresse, ed è una bella cosa, cioè nella mia realtà piccola di paese vedo che le tradizioni comunque vengono rispettate e c'è voglia di mantenerle. Quella è una cosa è un'altra delle cose che mi piacciono di questa festa. Brenton si trova sulle colline a cavallo tra Vicenza e Verona, è una frazione di Ronca ed è uno di quei luoghi in cui il tempo sembra essersi fermato. Perché? Perché esistono ancora delle persone, dei contadini, delle aziende agricole che le soppresse le fanno praticamente come un tempo, con tutti i crismi della tradizione contadina, con gli antichi insegnamenti, con i saperi che si sono tramandati per intere generazioni. Perché le soppresse qui vengono particolarmente bene? Per tanti motivi, tra i quali la maestria degli agricoltori, dei contadini, sia nell'allevare maiali, sia nella gestione, insomma, della carne, dalla lavorazione fino alla stagionatura. E la stagionatura è l'altro elemento simbolo, perché l'aria, qui siamo a circa 600 metri d'altezza, recita un ruolo chiave. E tutti questi fattori hanno contribuito ad alimentare la nomea del borgo delle soppresse di Brenton. Ma non è soltanto questo. Quando dico il tempo sembra essersi fermato, lo dico pensando a quando cuociono il pane, il pan biscotto. Ci sono due forni, uno all'inizio e uno alla fine della contrada. E qui periodicamente gli stessi residenti il pan biscotto lo fanno davvero, proprio con le tecniche, con gli insegnamenti tramandati dalle nonne. E continuano tuttora e lo fanno per tutta la contrada, servendolo anche in questa festa. Il pan biscotto, quello vero, quello duro, quello che stracca i denti per capirci, ma del resto si sa, pan biscotto si chiama così perché biscotto significa cotto due volte, quindi potete immaginare cosa significa mettere in infornata il lievitato e poi aspettare che cuocia per due volte con tante e tante ore di lavoro lento del fuoco e del calore all'interno del forno. Insomma, Brenton ha un'anima veramente particolare
ed è un'anima che si scopre venendo qui, parlando con i residenti, parlando con gli allevatori, entrando nelle loro cantine e assaporando i sapori e i profumi di una tradizione che per fortuna continua a sopravvivere, come si dicono gli amici che sono stati invitati qui. Sindaco, cosa che è di più buono del pan, biscotto e soppressa? Nulla? No, a parte scherzi. Questa è una festa grandiosa, una bellissima festa dove si promuovono dei prodotti molto ma molto buoni. Ringrazio la comunità di Brenton per tutto quello che fa, perché veramente sono in grado di portare avanti il pan biscotto, la soppressa e il durello in maniera eccezionale. Sono quei prodotti di nicchia che ormai vengono consumati dalla massa come prodotti d'alta produzione, invece qui si produce ancora come si faceva una volta. E com'è possibile questo? È possibile perché una comunità si è trovata unita a condurre questo tipo di food in maniera rimanendo alle origini, mantenendo quella cura e quella passione che c'erano dai nostri nonni e dai nostri bisnonni. È un orgoglio allora? È un orgoglio sicuramente per il nostro paese, perché è veramente un prodotto eccezionale e invito tutti a venirlo ad assaggiare. Viva Brenton! Io dico sempre che il futuro sta nelle tradizioni, quelle vere. Qui è così tutti i giorni. Qui è proprio così. Io infatti venendo qua stasera e vedendo l'affluenza della gente ho proprio pensato che è bellissimo vedere quanto vada sempre più di moda la tradizione. E proprio la tradizione è quella che però è sentita con il cuore, perché qua i ragazzi, ma è tutto, cioè tutta Brenton è raccolta in tante e poche persone, tutti fanno qualcosa per migliorare quella che è la nostra piccola eccellenza, che poi non è neanche tanto piccola, e ci si mette il cuore. Quindi al di là dei sapori c'è un senso di comunità che ormai è merce rara da trovare. Sì, io penso che l'elemento che fa arrivare qua a Brenton un puntino nel mondo, persone anche che arrivano da fuori senza che ci sia chissà quale pubblicità, è proprio questo, perché si percepisce l'unione, la volontà, la passione della collaborazione per creare qualcosa di sentito, che si percepisce nel pane come viene fatto, piuttosto che nelle cantine dove ci sono le soppresse, o nel tentativo dei ragazzi, in particolare di Mattia insieme al comitato, per cercare di dare un valore specifico e preciso, in particolare alla soppressa, che è il nostro bene principale di questa sera, cercando di farla approdare al presidio slow food. Hanno appena aggiustato le regolamentazioni del disciplinare, perché appunto la soppressa, oltre ad essere deco, possa avere anche una sua specifica identità e anche dignità. L'Italia, anche grazie a Brenton, è la terra delle piccole tipicità. Che valore ha questo? Ha un valore altissimo, perché queste piccole tipicità fanno grande l'Italia, perché anche siamo qui in questa bella festa, in questa manifestazione, e vi invito a assaggiare le varie case, le varie aziende che producono le soppresse, e sentirete la diversità anche tra l'una e l'altra, e noi dobbiamo salvaguardare tutto questo anche come slow food. In che modo? Assolutamente divulgando sempre di più la conoscenza di questi prodotti, e perciò già lo sappiamo, non hanno proprio bisogno di aiuto commerciale, perché basti guardare questa festa, sono già bravissimi, ma quantomeno aiutare la divulgazione, perché tutta Italia venga a conoscenza di questa specialità. Siamo giunti alla 17ª edizione, 18 anni però che è iniziata questa splendida avventura proprio della festa di Brenton. Qui valorizziamo i prodotti del territorio, valorizziamo l'unicità, valorizziamo le aziende agricole del territorio che ogni anno investono in questa manifestazione, e le tante cantine. Perché riescono a resistere secondo te? Questa manifestazione resiste perché trasmette dei valori, trasmette un'unicità. Guardate quanti bambini, quante famiglie ci sono questa sera. Qui si assaggia, qui si assapora la tradizione belga.
veneta, la tradizione della Val d'Alpone, quindi resiste grazie a questi valori. Perché è importante questo? È importante perché noi dobbiamo guardare le generazioni di domani. Stasera, oltre che alle cantine e ai produttori, ci sono tanti giovani volontari che hanno capito che il volontariato, l'investire le proprie energie in queste manifestazioni fa crescere un territorio e tramanda una tradizione che è fondamentale per il nostro futuro. Ragazzi, non di sola soppressa vivrà l'uomo, perché anche le torte, vero? Quante? Oggi ne abbiamo fatte 21, 25. E basta le... No, non bastano. E chi è che le ha fatte? Siamo noi, queste ragazze qua del paese. Cioè, tutte insieme? Sì, siamo in 6 ragazze e sì, abbiamo fatto tutte queste Ma veramente cose. complimenti. Ecco, domani Sotto la tua direzione. sì. E domani Sì. mattina altro round. Sì, anche dobbiamo farne il doppio domani. Ascolta Federica, vista la tua abilità, ti si tu sa sposare? Sì. Arrivo sempre tardi a saperlo. Mirko, fermo la conta? Vabbè, quale? No, contami piuttosto cos'è che è qua. Ah, che Allora, spettacolo. diciamo che la prima alla mia destra Eh, è una soppressa, diciamo, normale. Quella centrale è una pancetta, ok. quella a sinistra è una bracciola rivestita con la soppressa praticamente. Qua è creatività del Norcino? Esatto, diciamo sono dei pezzi che facciamo noi durante l'anno, che vengono richiesti dalle persone e cerchiamo di accontentare. È possibile averne per tutti, perché nel maiale non è possibile fare per tutti. Quello l'è. Esatto, quello è. Cosa vuol dire per voi portarla avanti questa tradizione? Portarla avanti e fare quello che facciamo una volta. Sai Stefano, non è la prima volta che vieni qua, Certo, la mia storia la conosci. certo. Anche le soppresse? Esatto. Perché? Qual è il segreto? Perché le così buone? Cosa posso dirti? L'aria, Eh? non so, e dopo i maiali allevati a terra, diciamo fuori a semibrado. Ho capito, bisogna che ciappa la cittadinanza onoraria. Esatto. Mirko, grazie, complimenti. No, grazie a te Stefano. Io continuo il mio giro là. E se avete tempo fino a domenica, fatelo anche voi qui a Brenton, sopra Ronca, a cavallo tra Verona e Vicenza. Praticamente. Esatto. Che è un po' da rampegare, ma il gioco vale la candela. Veniteci. Adesso queste qua, gli tagliè, si può andare avanti, vero? Sì. Butto la sale lì, non mi capito. Vai, fai il movimento classico. Vai. Facciamo?